Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Max Payne 3. Quest'oggi ci troviamo catapultati nuovamente nell'azione in compagnia del nostro caro amico Max, quest'oggi vestito in giacca e cravatta, proprio perché ci troviamo all'interno di un distretto di polizia e dentro un distretto di polizia ovviamente ci vuole un abbigliamento consono alle circostanze. Ma in queste appunto circostanze è molto difficile ambientarsi, proprio perché questo comando di polizia è stato invaso da una gang di criminali, probabilmente quella che stavamo cercando di spazzare nel Brasile. Comunque vediamo un po' all'interno della città, ovviamente sempre in Brasile, precedente a questa. Allora vediamo un po', come potete ben notare, anzi come avete notato nel video precedente, eravamo soggetti a un interrogatorio dove ci ha lasciato appunto il segno. Guardate un po' che bella ferita che abbiamo nella parte sinistra del nostro volto, e a quanto pare adesso siamo riusciti a entrare in possesso di una bella Colt 1911, una bella arma da seconda guerra mondiale, accompagnata da un'ottima dose di adrenalina e quindi astuzia, la quale ci ha portato direttamente dietro questo bel pilastro. Però a quanto pare dietro di noi ci troviamo numerosi membri della polizia che a quanto pare non fanno differenza tra miliziani e poliziotti, perché anche se il nostro Max mostrasse il suo cartellino di poliziotto degli Stati Uniti non farebbero alcuna differenza, quindi l'unico cartellino che abbiamo è la nostra pistola. Vediamo di usarla. Bene, vediamo un po'. Come potete ben vedere ci stanno maciullando, stanno arrivando direttamente con delle armi molto ma molto pesanti, fucili a pompa e così via. Le nostre due uniche pistole saranno in grado di farli fuori, ma lo scopriremo a breve. Ci stanno buttando addirittura tutto il cemento che è al di sopra di questo pilastro. Vediamo un po' di fare fuori questo pezzettino di merda. Ci ha fatto fuori Max, mi sa che stai perdendo la mira, ti stai arrugginendo. Ok, attenzione, abbiamo una bella aspirina all'interno delle nostre tasche, però come potete ben notare non ci basterà, perché un colpo di fucile a pompa ci ha ridotto quasi in fin di vita. Attenzione, sta arrivando. Chi è questo? Madonna mia, questo me lo ricordo in qualche cartone animato. Guardatelo un po' che figo. Crepa, amico mio, mi dispiace, il tuo periodo d'oro è finito. Allora abbiamo un nemico dietro il bancone, un altro con gli occhialini Dolce & Gabbana a sinistra, mentre ce n'è un altro, ragazzi, là sotto, vicino al banco delle imposte. Vediamo un po'. Non riesco a uscire di qui. Probabilmente dobbiamo utilizzare il nostro bullet time per buttarci là dentro. Vediamo un po' di farlo. Innanzitutto utilizziamo la modalità fuoco di copertura. Vediamo di beccare qualcuno con... l'abbiamo preso. Ottimo Max, finalmente un ottimo colpo da tiratore scelto. Vediamo un po'. Sto maledetto. Ci hanno preso direttamente in testa questo pezzettino di merda. Ok. No. Un colpo solo, ragazzi. Maledizione. Bene Max, ottimo ragazzi, scusate un po' per la tensione. Buttiamoci direttamente qui dentro. Sta uscendo il piccolo miliziano. Un colpo di Max che ha aspettato direttamente il ragazzone che stava per uscire. Bene, non abbiamo antidolorifici, però dobbiamo trovarne qualcuno. C'è una piccola radiolina, come si dice di solito, walkie talkie. Diamo un'occhiata. Cosa c'è scritto? Area de spera. Non lo so ragazzi, casomai me lo scrivete voi nei commenti cosa significa. Ok, andiamo a cercare direttamente, andiamo a cercare questo interruttore. Non so perché ripeto direttamente, ragazzi, sarà un'abitudine. Comunque abbiamo preso un bel fucile a pompa. Questo ci sarà utile per, come si chiama, M490. Bene, addirittura è il modello super. Benissimo, allora vediamo se c'è qualcosa qui intorno. Antidolorifici, un bel Asus gettato a terra. Scusate i soldi sprecati. Bella, hanno preparato il caffè. C'è anche qualche arancino, ma probabilmente al nostro Max è passato l'appetito. Vediamo, antidolorifici, ottimo. Non fai il tuo solito commento, Max. Vediamo di poter staccare questo portatile. Vediamo un po'. Fermi, Anche Max ripete molto direttamente, ragazzi. Continua la nostra modalità L.A. Noire, registro della prigione esaminato. A quanto pare tutti coloro che si ritrovavano in prigione sono tassati all'interno di quel piccolo registro. Ecco il pulsante rosso. Apriamo le porte di sicurezza della nostra centrale di polizia per uscire fuori. Vediamo un po'. Ok, ci troviamo nel parcheggio, vediamo se è vero. Con calma Max. Ecco, come potete ben vedere, l'attacco da parte dei miliziani al centro di polizia. Non so ragazzi se vi ricordate questo piccolo camioncino lo ritrovavamo all'interno del film Fast and Furious, l'ultimo Fast and Furious, non so se l'avete visto, però ci assomiglia molto ed è una delle macchine più potenti, in senso di potenza, più resistenti all'interno di quest'ambito. Guardate un po' che figa, guardate qua, è un vero e proprio carrammatino. Avanti ragazzi, gettiamoci in avanti. Come potete vedere c'è un bel carrammatino là sotto che continua a farci fuori, ci sarà The Rock là dentro che continua a sparare come un matto, però come facciamo a farlo fuori? Abbiamo solo un piccolo e misero fucile a pompa. Vediamo innanzitutto di trovare un po' di visuale qui intorno. No, cos'è questo? Un lanciarazzi!
Bello! Questo ci permetterà di buttare fuori The Rock e tutta la troupe di stronzi che ha là dentro. Facciamo un po' il sederino a The Rock, Max. Avanti. Facciamola a pezzi, benissimo. Proprio quello che ci voleva, la cura prescritta dal dottore. Però qua c'è qualcosa, una bella cassa di munizioni. Un altro... proprio quello che ci voleva. Una specie di lanciagranate. Ci sarà... l'intera truppa americana! Mio Dio, americana è una parola grossa. Stiamo attenti a tutta la truppa brasiliana. Leviamoci questi bei antidolorifici che abbiamo appena adesso raccolto. Ce ne sono ancora. Maledetti stronzi. Max con molta calma. Proprio abbiamo fatto bene a raccogliere direttamente questo lanciagranate, perché sono imbottiti fino ai denti con questi maledetti giubbetti antiproiettili. E proprio appunto i proiettili non gli fanno niente. Quindi è meglio andare avanti con queste armi pesanti. Benissimo. Questa modalità un po' colpisci e fuggi. Ce ne sono ancora. Avanti un altro. il giustiziere, il nostro grande Max. Il giudicatore più che giustiziere. Diamo un'occhiata. Lanciamone uno là dentro per sicurezza, ragazzi. 4 colpi. Qua c'è una cassa di munizioni. Possiamo raccogliere tutto quello che ritroviamo. Ok, molto bene. Antidolorifici ovviamente non ce ne sono. Io direi di prendere questo, ragazzi. Anzi no, forse è meglio raccogliere ovviamente il nostro lanciagranate, perché non ci saranno altri The Rock a rompere le scatole all'interno della mappa. Almeno si spera. Un bel mitra, questo è importante. Lasciamo perdere il nostro lanciagranate. Vediamo un po', un cassonetto. 2 poveri miliziani che sono stati fatti fuori. Una porta rossa. Chissà cosa ci sarà. Oh! Mio Dio, stronzetto, mi hai fatto prendere un colpo. Mamma mia, ci siamo buttati proprio in tempo, ragazzi. Il bullet time non lo uso mai, però quando lo uso proprio è efficace. Ricarichiamo. Grande Max. Il solito umorismo di Max, ragazzi, legato sempre all'alcol. Saida e stazionamento. Probabilmente sarà un accampamento in italiano. Due stronzetti, ragazzi, di dietro. Possiamo pugnalarli alle spalle. Mi pare che ci hanno visto. No, nascondiamoci qui dietro. Pezzo del G6 comando d'oro. Bene, questo sarà molto utile per il nostro ritorno a casa. Ce lo venderemo a peso d'oro, in pratica. Ok, utilizziamo nuovamente il nostro fucile. Ricarichiamo. Bella Max, sta piovendo a dirotto. Ci siamo bagnati la nostra capoccia pelata. Però questi due stronzi ci ammazzano, ragazzi. Dobbiamo fare un bel po' di bullet time. Ok, utilizziamola a dovere. Però ci spaccheremo la testa contro il muro. Adesso scommettiamo, ragazzi. Guardate un po' il nostro Max. Ai, già si ripara la testa. Spara Max. Bella. Siamo riusciti a farli fuori ugualmente. 2 al prezzo di 1. Trovo il gioco in questa ultima parte della storia molto più complicato. Probabilmente perché tutti questi stronzi sono imbottiti, non so come, ragazzi. Ed è molto più dura buttarli a terra. Ci stavamo spaccando una spalla qui contro questa bella porta. Ancora abbiamo salvato. Ci sarà qualcuno, una bella ordata di zombie che ci arriverà di fronte. Questo sarà lo spogliatoio. Vediamo un po'. Dove i Lakers si fanno la doccia e tutto il resto? Probabilmente. O forse dove la polizia si allena. Ci stanno cercando. Guardate con le torce, gli stronzetti. Adesso gliela faccio vedere io dove gliela metto la torcia a questo stronzetto. Ehi, amico mio, guarda qui. Sorridi, guarda l'uccellino. Bella. Gli abbiamo fatto saltare il cappello al pellatone là dietro. Quello cambiassone. Questo si sente figo, ragazzi. Questo si sente figo. Ehi, stronzo. A posto. Ce n'è un altro. Quello senza cappello. Cambiassone. Vediamo che vuole fare cambiassone. Cambiasso. Ai. Altro fighetto qui davanti a noi. Benissimo. Meno male che abbiamo raccolto le aspirine. Gli abbiamo fatto fare un bel giro nell'oltretomba. Ai. Ce l'hanno fatto fatta. Maledetto Cambiasso. Sta ammazzando Cambiasso. Ce lo stavano facendo fare a noi il giro nell'oltretomba. Meno male che ci sono gli antidolorifici. Crepa, brutto stronzo, ce ne sono altri. Mamma mia, ma proprio questo Max non lo chiamerò più Max. Questo è un Chuck Norris, ragazzi. Cioè ci sono 5.000 persone e riesce a fare di tutto. Cioè questo non lo chiamiamo più, ragazzi, Max Payne. Max Norris lo chiamiamo, mamma mia. Vediamo un po', possiamo aprire addirittura i bagni. C'è qualcuno qui dentro? Vediamo se troviamo qualcosa, qualche antidolorifico ficcato direttamente nel tubo. Niente. Abbiamo fatto fuori un'intera squadra di polizia. Bagno delle donne. Vediamo cosa c'è qui dentro. Solo antidolorifici. Delle forze speciali. Sono particolari, Max, quindi questi valgono doppio. Ok. Allora, a quanto pare un allarme. Possiamo uscire da questa porta? Mi sto confondendo, ragazzi. È una specie di labirinto, Sanitario masculino. Fighissimo come lo chiamano. Vediamo qui dentro. Guardiamo con calma.
Una pianta, speriamo che non è carnivora. Eccoli lì gli stronzetti, vediamo cosa c'è qui dietro. Non possiamo uscire, siamo proprio nella fossa dei serpenti, ragazzi. Diamo un occhio. Pezzettino di merda, sì. Ah, maledetto, maledetto. Siamo morti, non riusciamo a farlo fuori. Eccolo là. Mamma mia, ragazzi, l'abbiamo fatti fuori entrambi. O ne è rimasto qualcuno vivo? Ok, meno male che abbiamo il fucile a pompa per questi spazi ristretti. Mamma mia, un altro davanti a noi, siamo completamente pieni. Ai 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 ai, buttati Max. Ci stiamo facendo praticamente tutto San Paolo gettati di qua e di là. Vediamo un po' se lo riusciamo a prendere a questo pezzettino di merda. Vola Max, vola. Vediamo un po'. Le cucine, oddio. Ci stanno cucinando a noi questi stronzi. Mamma mia, è crepa. A posto. L'abbiamo fatto a pezzi. Vediamo se c'è qualche pollo arrosto ficcato direttamente in qualche forno. Ketchup, maionese. The same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing Una matters coscetta to deal d'oro. with. Ah no, il pezzo del comando. Ok, Max la ricorda questa mensa. Ci avrà mangiato tantissimi anni qui dentro. Vediamo se c'è qualche antidolorifico. Qui è ovviamente tutta la zona burocratica dove effettuano tutte le mansioni amministrative. Nada. Appunto scrivono che non c'è niente. Una bella telecamera, non ci serve questa. Facciamola fuori, altrimenti poi ci mandano in onda all'interno di tutti i programmi. Meglio raccogliere un bel fucile, ragazzi, del fucile a pompa. Comunque ci ritroviamo senza vita, come potete ben notare. Ma la porta che ritroveremo davanti la scavalcheremo all'interno dei prossimi gameplay, ragazzi. Vediamo che cosa ritroveremo intorno. Intanto abbiamo fatto una bella ripulita all'interno del caffè e soprattutto dell'amministrazione. Spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti!